lavoro di inventario talvolta regala sorprese inaspettate, come quando dall'emulsione di una lastra perfettamente conservata riemerge, con ottima definizione, uno scorcio di paesaggio che riporta alla quotidianità di una stagione veneziana remota. Quando capita è sempre un momento di grande emozione, come può esserlo l'aprirsi di una finestra da cui poter sbirciare i tratti di un paesaggio che appare ancora familiare, accanto alle tracce depositate dalle contingenze di una giornata precisa di quell'epoca. Qualche giorno fa, ad esempio, ripassando le emulsioni di una scatola di scatti commissionati negli anni '20 dall'antiquario veneziano Minerbi, ci è capitato di rinvenire, accanto al dettaglio minuzioso di svariate opere d'arte, la lastra perfettamente conservata di uno scorcio cittadino che ci ricordava qualcosa. A un controllo più accurato, si trattava del tratto di strada nuova dove oggi è collocato l'ingresso del European Cultural Center di Palazzo Mora. Nello scatto di Giacomelli del 28 si vede nitidamente il portone d'ingresso di Palazzo Mora, vecchia sede dell'antiquario Minerbi, più o meno intatto fra le sponde aeree delle due anfore in pietra. Ma la parte che colpisce è il muro alla sua sinistra, su cui tratto oggi insiste il nuovo supermercato. Muro che evidentemente negli anni '20 offriva ai veneziani un'ampia vetrina informativa sulla programmazione nei teatri e i cinema cittadini di allora. Così, come un viandante nella strada nuova di quel maggio 1928, è possibile scorrere gli spettacoli in corso o previsti al Cinema Rossini, al Nazionale, all'Italia, al Santa Margherita, accanto ai cartelloni della Fenice o del Malibran. Ci si immerge per un attimo in quell'orizzonte remoto di produzioni di artisti, dal violista Oscar Nedbal, classe 1874, di scena alla Fenice, al film tedesco L'inferno dei profughi del 25, diretto da Walter Niebuhr, previsto al Cinema Nazionale, al film muto statunitense L'altare dei desideri del 27, diretto da Cristi Cabanna e oggi andato perduto. A incorniciare il tutto, gli strilloni per il giornale della sera, Il Piccolo di Trieste, dato in vendita nelle edicole di quel maggio veneziano remoto, a partire dalle ore 21.